Buonasera a tutti, benvenuti a questa nuova puntata di Effetto Serra, il talk show su Social. Oggi parliamo da uno scenario insolito, però parliamo della partita, ahimè, a questo punto decisiva del campionato, Cagliari-Venezia. Alzi la mano chi pensava che praticamente la salvezza del Cagliari passasse per il match di domenica. Si gioca alle 20:45, penultima giornata di campionato del calcio di Serie A. Il Cagliari ospita alla Unipol Domus dunque la formazione di Eusebio Di Francesco, che con la vittoria contro la Fiorentina nell'ultimo turno ha di fatto avvicinato e non poco la squadra rossoblu, che però, va detto subito, per amor della verità, basta un punto per raggiungere la salvezza. Però tanti i malumori, ad iniziare da quelli della piazza. Un Cagliari che si è perso, differenza abissale fra girone d'andata e girone di ritorno. Basti pensare che il girone d'andata il Cagliari era fra le prime in Serie A per numero di occasioni create e per i pali, i legni colpiti. Questo vuol dire un Cagliari che era, come diceva lo stesso Davide Nicola, a faccimanna, cioè una faccia tosta, una squadra votata all'attacco con l'obiettivo di creare fastidio, e di creare condizioni per poter realizzare i gol e quindi dare appunto portare a casa risultati positivi. Scusate. Quello che invece non è successo nel girone di ritorno. Il girone di ritorno, purtroppo, paragonando i voti presi dai tre maggiori quotidiani sportivi nazionali, vale a dire Tutto Sport, Corriere dello Sport e Gazzetta dello Sport, i giocatori che per appunto valutazione dei colleghi, dei giornalisti, sono stati votati fra i migliori in questo girone di ritorno sono nell'ordine il portiere Caprile e i tre del pacchetto arretrato, vale a dire Luperto, Mina e Zappa. Ecco, questo è emblematico e quindi proprio rappresenta ciò che il Cagliari è diventato, una squadra che gioca molto bassa, che gioca davvero quasi con paura, più che con una tattica, se non quella del primo, non prenderle. Il Cagliari, lo sappiamo, non è assolutamente campione del mondo di vittorie, ne ha conquistate poche, e preoccupa la piazza anche, oltre all'involuzione che si è vista nelle ultime due partite, vale a dire contro il Como e contro l'Udinese in casa, preoccupa anche proprio l'atteggiamento mentale, quasi come se la vittoria conquistata a Verona avesse dato la certezza, la matematica salvezza, ma così non era. E ripeto, prova ne è che dietro le concorrenti stanno facendo dei punti. È successo all'Empoli e è successo proprio appunto alla Venezia nell'ultimo turno. Che partita ci dobbiamo aspettare? Beh, è chiaro che il Cagliari ha 2 risultati su 3 e quindi già questo potrebbe far pendere l'ago della bilancia dalla parte del Cagliari. Il Venezia è chiaro che dopo la vittoria contro la Fiorentina e vedendo che per la prima volta i lagunari sono fuori dalle ultime 3, vorranno continuare questo percorso positivo, anche perché nell'ultimo turno è vero che il Cagliari gioca a Napoli contro una squadra che con tutta probabilità, salvo cataclismi, si giocherà lo scudetto all'ultimo turno. Ma è anche vero che Venezia gioca in casa contro la Juventus, una formazione che al momento sta lottando con altre 3 per arrivare in Champions League e quindi credo che saranno 2 partite molto toste. Quindi se il Cagliari riuscisse nell'intento di far rimanere alle proprie spalle il Venezia, io credo che la salvezza sia praticamente cosa fatta. Però non è ancora il momento dei processi, ma è evidente che, dicevo, la piazza è molto scontenta. Scontenta perché si chiede alla squadra un salto di qualità, si chiede alla squadra un minimo di grinta. Se è vero, come è vero, che faccimanna significa faccia tosta, il Cagliari in questo girone di ritorno e nella fattispecie le ultime 2 partite contro Udinese e Como, questa faccia tosta non si è vista. Pensate, il Cagliari contro il Como ha fatto appena 3, sottolineo 3 tiri in porta, di cui uno il gol con annessa papera del portiere.
Ecco, già questo farebbe pensare. Contro l'Udinese i tiri in porta sono stati 2. Aggiungiamo che in casa, ed è questo forse che i tifosi del Cagliari, così, diciamo, del quale i tifosi del Cagliari hanno paura, è che la squadra rossoblù ha effettuato appena, cioè ha subito 9 sconfitte su 18 tra le mura amiche, e questo deve far pensare. Aggiungiamoci anche che nella memoria dei tifosi del Cagliari il Venezia ha sia ricordi negativi, come la retrocessione al Penzo di qualche anno fa, ma anche ricordi positivi. Ricorderete la vittoria per 2-1 nei quarti di finale ai playoff della Serie B. Era un altro Cagliari, parliamo di 2 anni fa, c'era un altro allenatore in panchina, Claudio Ranieri, però è evidente che in questo momento la piazza non sembra, dopo un buon periodo di luna di miele con Davide Nicola, oggi, ahimè, credo che anche la società si stia guardando attorno, perché il Cagliari sta chiudendo con molto affanno una stagione che comunque vada in porto, anche se va in porto, come tutti ci auguriamo, con una salvezza, non certo con grandi squilli di tromba. Una squadra che ha smarrito la propria identità, una squadra che difficilmente ha imposto il proprio gioco. Certo è che il livello della Serie A è molto basso, al punto che il Cagliari, se dovesse vincere col Venezia e col Napoli, chiuderebbe comunque ancora una volta, per l'ennesima volta, al di sotto dei fatidici 40 punti. Ecco, in condizioni normali, 15 anni fa ad esempio, il Cagliari con questo tipo di classifica sarebbe già retrocesso in Serie B. È evidente che la programmazione, prova ne è la vittoria di ieri di Coppa Italia del Bologna, oltre che le risorse economiche, che per carità non possono neanche essere paragonabili quelle del Cagliari a quelle delle grandi squadre, però la programmazione può fare la differenza. Come? Investendo sui giovani. Il Cagliari ha dei giovani importanti, perché a Prati, a Luvumbo, a Obert, ad esempio, per fare 3 nomi, a Adopò, però di fatto non sono vendibili. Cioè, se il Cagliari volesse monetizzare le plusvalenze non lo potrebbe fare. Perché? Perché il tecnico l'ha utilizzati, alcuni di essi, poco. Ecco. Viceversa, una programmazione anche magari figlio della vittoria in Coppa Italia del Cagliari Primavera, magari attingendo da quel serbatoio, si potrebbe iniziare a creare un ragionamento che possa andare nel lungo periodo. Però ovviamente ci vuole coraggio, ci vuole convinzione e magari anche una buona dose di fortuna, perché bisogna azzeccare non solo la tattica giusta per il giocatore giusto, ma anche ovviamente l'allenatore. Ecco, per quello che abbiamo visto nel corso della stagione, Davide Nicola si è dimostrato un buon allenatore, ma forse non adeguato al tipo di rosa che il Cagliari gli ha messo a disposizione. Nicola ha comunque un biennale con il rinnovo per il terzo anno, vedremo cosa succederà. Non è il momento dei processi. Domenica ore 20:45 Cagliari-Venezia, e vedremo se ovviamente sarà una partita, essendo da dentro o fuori, che dirà testa o croce, se dirà Cagliari o se dirà Venezia. Noi ovviamente ci auguriamo che sorrida ai padroni di casa, ma è tutto nelle mani dei giocatori. Bene, io vi lascio ovviamente, vi ringrazio per avermi seguito, vi ricordo l'appuntamento domenica sera, 20:45 ovviamente inizia la partita, e quindi appuntamento con 45esimo minuto all'intervallo per fare le valutazioni insieme a Bruno Corda, insieme a Gianluca Alloci e Federico Palmas, per quanto riguarda proprio l'intervallo della partita di domenica. Grazie ancora a tutti, buona serata, ciao.